Dopo la vittoria di mercoledì sera, i Bellari e Giamarina tornano allo stadio Lavalletto ospitando l'Ostico Torconca. Alla vigilia sono 2 punti che separano le due formazioni in classifica. Arbitra la gara Tortoriello della sezione di Imola. Gli ospiti partono forte mettendo Scarpellini dinanzi a Tosi. L'estremo di casa è bravissimo a chiudere lo specchio della porta. I Bellari e Giamarina si vede con un tiro alla distanza a quella di Camai, bloccato senza problemi da Badioli. L'ultima azione degna di nota di prima frazione porta la sforbiciata di Santoni deviata in corner. Nella ripresa Camai si ricorda i gol di 4 giorni prima, traversone al centro, Marconi come lui va nuovamente a bersaglio, infilando e cogliendo di sorpresa Badioli. 2 gol nello spazio di 4 giorni per l'ex Rimini e Nuova Feltria. Neppure il tempo è di festeggiare che 60 secondi dopo la difesa di casa si fa cogliere impreparata, permettendo a Scarpellini di infilare Tosi. Dall'altra parte di Bellari Giamarina si riaffaccia dalle parti di Badioli con un calcio piazzato di Facondini finito alto. L'estremo ospite si deve superare qualche minuto dopo, nuovamente da piazzato, deviando in corner il tentativo più pericoloso della ripresa dopo il gol, ovviamente a cura dei padroni di casa. Nel finale ci prova anche Mazzoli, ma la palla termina abbondantemente al lato. 1-1 in finale, frutto di una partita molto equilibrata.